Bentornati amici sulla via di Damasco. L'estate va avanti, molti di voi saranno in vacanza, altri si prepareranno, speriamo. Certo, un tempo non facile questo, quest'estate tanta preoccupazione, tanta violenza, l'attentato a Nizza, la situazione in Turchia, i nostri morti nello scontro ferroviario e poi tanta violenza che può forse turbare la nostra serenità, ma noi assicuriamo la nostra preghiera, la nostra vicinanza e allo stesso tempo però pensiamo che bisogna camminare, la vita è un cammino e oggi vi proponiamo proprio un cammino, un pellegrinaggio, il cammino cosiddetto celeste che parte dall'isola di Barbana che si trova nella laguna di Grado e raggiunge un santuario, il santuario del Monte Lussari, che è meta di un pellegrinaggio internazionale. 3 nazioni, l'Austria, l'Italia, la Slovenia si incontrano, segno di una fratellanza di popoli. Seguiamo in particolare 2 pellegrini che partono, come vi dicevo prima, dal piccolo santuario che si trova dedicato alla Madonna nell'isola di Barbana, nella laguna di Grado. Seguitemi. Ciao Giuseppe! Ciao Erta, benvenuta sul cammino celeste. Grazie. Tu sai che io ho fatto solo l'ultima parte del cammino e adesso voglio farlo interamente. Io ti farò da guida su questo pellegrinaggio e come prima cosa ti mostro la cartina. Benissimo. Come sai, il Cammino Celeste è nato nel 2005 da un gruppo di amici che si sono incontrati durante una serata sul Cammino di Santiago e hanno deciso di fare questo percorso che si chiama Celeste perché? Perché passando dal celeste del mare fino al celeste del cielo della Madonna del Lussari e anche il manto della Madonna. Sono 200 km, 10 tappe, partendo dall'isola di Barbana, arriva ad Aquileia, Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Camporosso e la Madonna del Lussari. Si attraversano delle zone naturali molto belle, molto tranquille e non molto conosciute dalla maggioranza della popolazione. Adesso iniziamo questo cammino, prendiamo il traghetto e andiamo a Barbana. Cari pellegrini, io vi accolgo in questo santuario, nella casa della Madonna di Barbana, per questo percorso che voi iniziate il cammino celeste e chiedete l'aiuto e la protezione alla Madonna per questo itinerario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre Abramo, esule dalla sua terra e dalla sua stirpe, accompagna questi pellegrini e dona loro la tua benedizione alla partenza, conforto e sostegno lungo la via, difesa nei pericoli, perché raggiungano la meta del pellegrinaggio e tornino felicemente alle loro case. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari pellegrini, come ogni cammino spirituale, sull'esempio anche del cammino di Santiago di Compostela, anche il cammino celeste non vuole essere da meno e vi consegna la credenziale, cioè è un attestato che vi accompagnerà per tutti i paesi che voi attraverserete fino a raggiungere il Monte Lussari. E un saluto e un augurio di pace e bene e l'augurio di San Francesco. Grazie. Desidero tanto fare questo cammino
È da diverso tempo che pensavo di farlo, ma gli impegni del lavoro, della famiglia, della vita quotidiana non me l'hanno mai permesso. Ora finalmente mi sono ritagliata alcuni giorni che dedicherò unicamente al cammino, a me stessa, agli incontri che avrò lungo il cammino, a osservare le cose del creato che mi parlano del Signore e augurandomi che la Madonna mi sia sempre accanto e mi guidi verso la salvezza. E ora lasciamo la laguna di Grado per procedere verso Aquileia. Ho fatto diversi pellegrinaggi, ma il Cammino Celeste mi chiama forse in un modo particolare, anche perché sono friulana e vivo in questa terra che amo tantissimo, e poi mi porta a 2 santuari, che è Castelmonte e Lussari, che sono una meraviglia. Arrivare alla meta è una cosa che adesso così non so descrivere, ma ti porta in alto. Faccio parte del gruppo alpino e di conseguenza sono una camminatrice e questo cammino qui mi piacerebbe farlo, dolori permettendo, perché ovviamente l'età è un po' avanzata, però sono disposta a farlo, magari a pezzi. Il cammino più o meno lo conosco, mi piace perché è una cosa abbastanza spirituale, diciamo, un incontrarsi con se stessi, in certe parole, trovarsi assieme in comunità, faticando, parlando assieme della gente che magari non conosco, difatti è anche quello che cerco. Erta, che cosa ti sei portata nello zaino? Io mi sono portata una bottiglia d'acqua, il cappellino, la mantellina per la pioggia, l'ombrello, dei biscotti, il libro di Santa Hildegarda da Bingen di cui io sono innamorata e la coroncina del rosario, tra l'altro con l'effigie della Madonna degli Ussari. Io, oltre alle cose che hai portato tu, ho portato questo block notes per scrivermi qualche pensiero, qualche idea che mi viene o qualche incontro particolare che faremo sul cammino. Poi ho portato la preghiera delle lodi, poi ho portato la Bibbia del Tabor, cui poter trovare ispirazione della parola di Dio. Oltre a questo mi piace anche fare qualche foto e quindi ho portato anche la macchina fotografica per poter immortalare i momenti più importanti o quelli che mi colpiscono di più della natura che vedo, delle persone. Oltre a questo ho portato anche qualche medicinale per qualche vescica o per qualche altro malanno che possa capitarci o per la pioggia che può darsi prenderemo senz'altro. Aquileia è un luogo centrale per quanto riguarda il Cammino Celeste, anzi il Cammino Celeste ha anche un altro nome che è Iter Aquileiense, proprio perché la sua origine si trova qui, in questa basilica, che è una basilica che racconta molto di pellegrinaggio, racconta del pellegrinaggio della vita, in quanto attraverso l'immagine dei pesci soprattutto si fa riferimento a tutta l'umanità, essere tutti partecipi dello stesso destino, cioè della salvezza attraverso la morte e la resurrezione di Cristo, che viene rappresentata simbolicamente dalla storia di Giona, rappresentata nel IV secolo d.C. Dentro questo meraviglioso mosaico. Ma Aquileia è anche un luogo in cui ricordiamo che i pellegrinaggi avvengono sotto il manto della Madre Maria. Il pellegrino è accolto all'interno di questa basilica dal catino dell'abside medievale del 1031 con Maria, la Madre Assunta, che tiene tra le braccia il bambino, che guarda a coloro che entrano e li invita a camminare nella chiesa e a camminare nella vita. Aquileia è anche un luogo in cui ricordiamo i pellegrini medievali, perché c'è un significativo, suggestivo sacello e che ricorda a tutti gli aquileiesi il Santo Sepolcro, cioè il luogo più importante dei pellegrinaggi cristiani. Guarda caso un luogo in cui non si va a venerare qualcosa che c'è, ma qualcosa che non c'è, cioè si mette la mano dentro e ci si accorge che quella tomba è vuota. Tomba vuota perché? Per il pellegrino cristiano, perché colui che vi era stato deposto non c'è più perché è risuscitato.
Ecco, allora Aquileia richiama una storia di annuncio della morte e della resurrezione di Cristo, trasmessa e comunicata attraverso tutti i linguaggi di 2000 anni di storia europea e di storia cristiana. Come abbiamo visto, il pellegrinaggio parte praticamente dalla città di Aquileia, un tempo sede del patriarcato. Lì il cristianesimo, potremmo dire, è nato per diffondersi in tutta la regione del Veneto, ma anche nelle zone vicine. Ed è proprio a sottolineare il valore cristiano che il cammino celeste lo ripercorre ormai da 10 anni. Pensate, sono 10 anni che è iniziata questo pellegrinaggio da persone che avevano fatto il cammino di Compostela, quindi persone che sentono dentro di loro il desiderio di un'esperienza forte, non tanto turistica quanto piuttosto spirituale. Continuiamo a guardare i nostri pellegrini che piano piano avanzano verso il santuario della Madonna a Monte Lussari. Siamo arrivati a Cormons, in provincia di Gorizia, e abbiamo fatto una 60 di chilometri. Siamo in mezzo ai vigneti, in questa zona soprattutto del Coglio, dove si coltivano degli eccellenti vini che vengono esportati un po' in tutto il mondo. La caratteristica di questa zona, soprattutto di Cormons, è quella della cantina che produce un vino particolare che si chiama il vino della pace. Questo vino viene coltivato intorno alla cantina e sono vitigni di tutto il mondo. Viene vinificato e poi viene offerto a tutti i capi di Stato del mondo con delle etichette molto particolari fatte dagli artisti locali e anche nazionali e internazionali. Oltre al vino della pace viene fatto anche il vino per la Santa Messa, cui il Vescovo di Gorizia ha autorizzato dal Vaticano di poterlo vinificare e quindi poi offrire a tutte le chiese della zona e a chi lo richieda. Cari pellegrini, benvenuti nella nostra comunità e nel Duomo di Sant'Adalberto in Cormons. Grazie. Nel vostro cammino celeste voglio regalarvi l'altare maggiore del Duomo di Cormons, un'opera d'arte che comunica tantissimi elementi di fede. Ne metto in evidenza due. Il primo, la parte centrale, la fede, la speranza e la carità rappresentata dal tabernacolo. Vi auguro di poter fare esperienza di fede perché la fede ci fa credenti, la speranza ci fa credibili, ma solo la carità ci fa creduti verso gli altri. Il secondo elemento che voglio regalarvi è San Giacomo, questa statua bellissima del nostro altare maggiore, la sua conchiglia e il suo bastone sono i segni del pellegrino, l'augurio di fare un pellegrinaggio significativo per voi e per gli altri. E ora proseguiamo lungo le colline del Coglio verso Castelmonte. Io cammino da sempre e camminare per me è come respirare, mi aiuta a pensare e a riordinare i pensieri. Ho fatto tantissimi cammini, anche importanti, quelli di Santiago, ma non sono quelli che mi hanno, come dire, cambiato il cuore. Il cammino che mi ha cambiato il cuore è sicuramente il cammino celeste. Camminando io ho imparato a pregare, a fare silenzio e a pregare. Questo cammino per me è un pezzo della mia vita, ha a che fare con la perdita di mia sorella, per cui c'era un voto in questo cammino. Quando si cammina non si è mai soli, si portano anche le persone che non possono camminare ed è una
preghiera fatta con i passi. Facendo questo cammino insieme ai miei amici ho sentito nel cuore delle parole che poi sono diventate un testo e vi leggo un piccolo estratto. Anima pellegrina, che hai lasciato la tua casa, anche se per poco. Anima fedele, che hai superato le difficoltà, anche se piccole, del cammino. Anima gioiosa, che hai raggiunto la meta, anche se temporanea. La pace di questo luogo ti accompagni ogni giorno della tua vita. Benvenuti, vi trovate qui davanti a una bellissima immagine della Madonna in questo luogo conosciuto nel Medioevo come chiesa importante del Patriarcato di Aquileia e era denominata Sancta Maria in Monte. È il santuario principale del Friuli e si ritiene addirittura che sia una delle chiese dedicate alla Madonna, luogo di devozione alla Madonna tra i primi del Medioevo. Spero proprio che vi sentiate a casa in questo luogo antico di culto che si trova, possiamo dire, anche sulla frontiera tra l'Oriente e l'Occidente cristiano, visto che 4 chilometri dietro a questa chiesa si trova la frontiera con la Slovenia e nei secoli precedenti tantissimi pellegrini venivano proprio dalla Slovenia. Ecco, è il momento di apportare il timbro che attesta che siete giunti fino quassù. È un incoraggiamento anche per continuare il vostro viaggio, per arrivare così lontano. Nel 2007 anch'io ho fatto questa esperienza, il Cammino Celeste. In una delle tappe ho conosciuto Antonio, mio marito. Era volontario nel rifugio alpino Ana di Montemaggiore e oggi siamo sposati, abbiamo 2 figli ed è stato qualcosa di speciale. È stata una giornata meravigliosa perché ho incontrato la persona della mia vita nel luogo dove io amo di più, cioè nell'ambito della natura, del paesaggio della montagna, che a me piace molto e tuttora andiamo con la famiglia, pratichiamo delle escursioni in natura, che è un bene di tutti e che va rispettato. Noi siamo con il carretto per una questione di salute. Lei non riesce a portare carichi, quindi il carretto porta il carico per 2. È stato duro trovare una soluzione, però in internet ho risolto questo problema e abbiamo fatto un pezzo del Cammino Celeste da Gemona fino a Camporosso con il carretto, seguendo la strada non ufficiale, perché la strada ufficiale porta verso la montagna dove non è possibile salire con il carretto. Ci ha portato, penso, 4.000 chilometri sul Cammino di Santiago anche, ed è stata una soluzione ottimale per me. Io considero mio marito il mio Sherpa personale e ho molta gratitudine nei suoi confronti perché altrimenti non avrei potuto fare questa bellissima avventura, questa bella esperienza. Quello che ci spinge in questo desiderio di camminare è un motivo spirituale, diciamo, perché è un modo, camminando è come un'introspezione, come se si riuscisse a entrare dentro di sé e ascoltarsi, che nella vita normale non è possibile fare. Prosegue il Cammino Celeste. Abbiamo visto poco fa il santuario mariano di Castelmonte, a pochi chilometri da Cividale del Friuli, nelle Alpi Giulie. È interessante vedere come un po' dappertutto tra le montagne ci sono luoghi mariani, segni
di una fede e anche, vorrei dire, di una grande fiducia, di una spiritualità che i nostri amici del Cammino Celeste evidentemente vogliono sottolineare e sperimentare. In fondo, come dicevamo già prima, questo non è semplicemente un viaggio turistico, una escursione turistica, è qualcosa di più, è un pellegrinaggio. Sentire un'esperienza profonda, fermarsi a pregare, incontrarsi insieme, sperimentare la gioia di sentirsi un popolo unito, pur essendo di nazioni differenti. Quanto è importante in questo tempo sentirsi uniti per sconfiggere la violenza, l'indifferenza e soprattutto la paura. Ma torniamo ai nostri pellegrini che intanto si vanno avvicinando verso il santuario del Monte Lussari. Siamo sul Ponte del Diavolo, attraversiamo Cividale, proseguiamo lungo il confine verso la Slovenia, verso la nostra meta. Siamo in Val Saisera, abbiamo attraversato la foresta di Tarvisio. Questo è il paese di Valbruna che attraversiamo per andare a Camporosso, che è la base per salire a Lussari. Purtroppo c'è la nebbia e quindi non vediamo il magnifico spettacolo delle montagne delle Alpi Giulie. Sono salita diverse volte sul Monte Lussari e entrare nel santuario per me è sempre una devozione. Inginocchiarmi davanti all'immagine della Madonna che tiene in braccio il bambino è quasi un essere arrivata in un posto importante, come se mi dicesse: ecco, sei qui, sei arrivata ai miei piedi. Per me il cammino rappresenta entrare in una nuova dimensione che è quella del cammino spirituale, conoscere soprattutto me stesso, quale sono all'interno veramente. E ovviamente scopriamo degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Il cammino rappresenta anche un incontro con le persone, con le culture, con le lingue diverse. Superato il paese di Valbruna, giungiamo a Camporosso, che è la penultima tappa del Cammino Celeste. Qui abbiamo il monumento al pellegrino, abbiamo un cerchio in cui c'è il mosaico, la Madonna del Lussari. Questa effigie è costituita da tesserine che sono state scelte nel fiume Isonzo e poi tagliate a mano e costituiscono la colorazione anche del mosaico. Sotto abbiamo la croce patriarcale di Aquileia con l'alfa e l'omega e più sotto abbiamo il pesce che è il logo del Cammino Celeste. Bene, affrontiamo l'ultima salita. D'accordo. Questa volta ho voluto intraprendere interamente il Cammino Celeste, sia per un motivo devozionale verso la Madonna, sia per due persone a me molto care che in questo momento attraversano un periodo molto particolare. E attraverso il mio cammino, la mia preghiera, vorrei portare loro un piccolo conforto. Il Monte Lussari è la meta di arrivo del Cammino Celeste, però può essere anche la meta di partenza per un nuovo cammino nella vita. Il cammino rappresenta anche eliminare quello che è superfluo. Io mi preparo il cammino, mi confesso prima di partire, di modo che il mio cuore sia in pace. Ben arrivati. Grazie. Ben arrivati, siamo felici che siete venuti in questo santuario dei Lussari, perché ogni giorno qui arrivano sempre pellegrini, non soltanto italiani, ma pellegrini sloveni, pellegrini tedeschi. Così troviamo una bella famiglia cattolica, ci troviamo come fratelli attorno all'altare, attorno alla Vergine Santa.
La Madonna richiama sempre tanti pellegrini quassù, pellegrini che si sentono veramente figli della Madonna, perché è lei che è madre, accetta i pellegrini quassù. Quindi chi entra in questa chiesa sente che c'è la presenza della Madonna, se c'è la sua presenza, la nostra mamma, quindi una mamma accoglie sempre con gioia i figlioli e anche li ascolta quello che dicono, dal loro cuore, dal loro modo di essere, dal loro presentarsi. Quindi tutti i problemi che i pellegrini hanno, lasciano alla Madonna i loro problemi, le loro sofferenze, le loro speranze. Così anche voi oggi siete arrivati quassù, lasciate ai piedi della Madonna tutto ciò che sentite nel vostro cuore. La Madonna vi ascolterà. Noi chiamiamo la Madonna Regina del popolo d'Europa. Quindi se è Regina dei popoli d'Europa vuol dire che qui ho la rappresentanza di lingua tedesca, italiana e slovena. Quindi tutti insieme formiamo veramente una famiglia cattolica europea. Per quello la chiamiamo la Madonna Regina dei popoli d'Europa, perché qui arrivano tutti i popoli, diciamo, di lingue diverse, ma con la stessa fede, con lo stesso amore verso la stessa Madre nostra. E allora mettiamoci le mani assieme e mettiamo le mani insieme per far capire che veramente siamo un'unica cosa davanti a Dio, davanti alla Madonna. Vi ringrazio di cuore per questo gesto che facciamo. Intanto vi do la benedizione perché la Madonna ci assista a tutti. Vi benedica Dio Onnipotente per l'intercessione della Vergine Santissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cammino celeste si conclude, i pellegrini sono arrivati al santuario, il parroco li benedice, loro si abbracciano, si chiude così il cammino celeste. E qualche tempo fa è stato proprio inaugurato una stele, un monumento alla Madonna del Monte Lussari, perché, come dire, non solo a ricordo, ma sia anche un richiamo, un punto di ritrovo per tutti coloro che faranno il cammino celeste. Il santuario si chiama anche la Chiesa dei Tre Popoli, a ricordare questa unità tra il popolo sloveno, italiano, austriaco. È un richiamo e anche un auspicio, una preghiera, una speranza per l'Europa. Certo, l'Europa non può pensare al suo futuro soltanto attraverso trattati economici, ha bisogno di recuperare la propria identità, unità di popoli. Amici telespettatori, si chiude qui il nostro appuntamento settimanale. Domani è domenica, a voi tutti, a chi è in vacanza auguro un buon soggiorno, a chi invece rimane a casa facciamo compagnia noi sulla via di Damasco. A tutti quanti do appuntamento a sabato prossimo sulla via di Damasco, Rai 2. Buona domenica!